tuffo nel passato per rivivere gli scenari di vita di una volta e scoprire mestieri e tradizioni antichi, parte della storia del luogo. Tutto questo è stato l'evento AgriFestival dell'Uva e dei Vecchi Mestieri, organizzato da Suttowain a Noventa di Piave. Noi siamo figli della terra, siamo nati contadini, poi nel nostro percorso professionale abbiamo cambiato, abbiamo diversificato, certo però che il legame con la terra è sempre ben presente, è sempre radicato nel nostro cuore. Quella è la cosa migliore, di riproporre effettivamente tante cose che oggi non sono più, che tanti ragazzi o tanti bambini delle scuole non conoscono. Dunque abbiamo pensato a una giornata simpatica, di divertimento, però sicuramente anche che deve lasciare un po' di segno su questi ragazzi che devono crescere e pensare a delle cose giustamente che serviranno anche fra 100 anni. Dall'esposizione di mezzi e attrezzi agricoli alle biciclette storiche, passando per il Luna Park Vintage e i giri in carrozza tra i vigneti. L'Agrifestival è stato un viaggio nel passato e nell'artigianalità dei mestieri rurali, affascinando i bambini e magari facendo ritornare un po' di nostalgia anche ai nonni. Evento dedicato a tutti, dai 2 anni fino ai 100 anni, perché ribadisco proprio il legame e l'importanza di insegnare ai bambini, ai ragazzini, e io ne ho 3, gli sforzi, i sacrifici e l'ingegnosità che c'erano una volta, quando non esistevano i cellulari, quando non esisteva questa tecnologia. L'idea è bellissima, nel senso che con il divertimento, con la musica, con i giochi si vanno a riscoprire gli arti, i mestieri del passato e quindi far conoscere anche ai nostri ragazzi, anche ai nostri giovani, come si lavorava un tempo. Come sindaco di Noventa di Piave sono particolarmente fortunato perché ho tanti imprenditori, come anche la famiglia Sutto, che non fanno solo l'attività per se stessi, ma anche la sviluppano nel territorio e la mettono a fattor comune. Per me questo è molto importante, è anche importante che l'amministrazione sappia cogliere le opportunità da condividere con i cittadini.